E anche quest'anno rassegna popolare Ibissota e anno dopo anno siamo arrivati alla 10ª edizione. Sì, esattamente, siamo contenti di questa 10ª edizione, soprattutto come ogni anno si rinnovano delle presenze e ce ne sono di nuove, degli spettacoli nuovi, quindi confermiamo la presenza dei Cariddi. Qui presenti abbiamo una nuova new entry, la nostra presentatrice Alessia, che ci delizierà con la sua voce, magari ci canterà anche una canzone, non lo so, a sorpresa, ci proveremo. E poi i carretti che stanno per arrivare qui in piazza. Cosa dire? L'invito è anche per i prossimi anni, 10ª rassegna popolare Ibissota. Tra poco vi vedremo protagonisti ancora in questa piazza. 10 anni della manifestazione, 10 anni con i Cariddi, che noi siamo sempre fedelissimi alla nostra mission, ci invitano sempre con grande piacere, noi accettiamo, quindi stasera come gli altri anni faremo balli popolari, inviteremo anche le persone a ballare con noi e i canti tradizionali della nostra Sicilia. A te il compito di presentare questa 10ª edizione. Grande onore, grande piacere e noi siamo qui quasi pronti per far salire sul palco i Cariddi, gruppo storico da 53 anni, girano il mondo e finalmente noi possiamo, anzi non finalmente, è una consuetudine ormai, se non ci sono i Cariddi non si parte ragazzi. Sì. Allora si parte, vediamo che stanno arrivando. Sì, e allora ci possiamo dirigere verso la via dell'arte perché da lì arriveranno proprio i Cariddi. A presto, ciao! Per i Cariddi perché iniziamo ufficialmente la 10ª rassegna popolare Ibissota. Ma io vorrei un applauso più forte, perché quello sembrava un antipasto, io voglio E allora ci siamo signori? Se non sentono l'applauso quello forte non salgono sul palco, non cominciano. Io lo so perché li conosco. Apriamo i microfoni ai Cariddi. Aspetta che Giovanni piano piano indireggerà. Qui dovete stare tutti vicini vicini. Glielo metto un po' su. Si fa la voce. Ricotto è Io la voce poi messa la sinistra. Poi io lo posso più scappare. L'origine mia
Allora, facciamo ricotta. Ci siamo visti per l'intervista, no? Com'è l'altro? Ricotta e cioccolato? A 20 anni si faceva la pistacchio. Quello sotto la mano svelta, bravissima. Svelato il segreto. Ecco qua. Se le possono avere, buonasera, se possono avere due metà gianduia o no? Forse gusto intero? Gusto intero. Va bene, va bene. Ho sentito prima fare i complimenti a Nancy perché è molto veloce a riempire i cannoli, ma sono 20 anni di esperienza che portano a questo risultato. Lavoro in pasticceria, quindi giustamente con gli anni la velocità si acquista. Allora, questo è il tuo pane quotidiano, fai il lavoro più dolce del mondo. Esatto, sono dolce. E oggi qui alla Sagra Ibisota, questo lo stand forse è più preso d'assalto perché diciamo la verità, ma chi è che può andare a casa senza aver gustato un buon cannolo? Esatto, poi ricotta è la specialità siciliana. Quindi... Sa tanto che questo è il gusto preferito, esatto, vero? Esatto, è quello che va di più. Però c'è anche tanto altro tra cui scegliere, vediamo quali gusti proponiamo quest'anno. Pistacchio e si può scegliere poi la ricotta con i canditi o le goccine di cioccolato, il pistacchio con la granella di pistacchio, il cioccolato con le goccine di cioccolato. Quindi li completiamo e li abbelliamo e poi vedo che si servono anche insieme a qualcos'altro, dei bicchierini noto. Sì, se non sbaglio dovrebbe essere Zibibbo. Che completa alla meraviglia questo dolce. Esatto. Allora, siamo solo all'inizio, tra poco godremo anche del tramonto, siamo carichi, è vero? Siamo carichi. È il primo anno che tu partecipi alla Sagra? È il terzo. Sì. Quindi sai già cosa ti aspetta, un grande spettacolo tra poco proprio qui davanti a noi. Infatti è tanto per passare una giornata di divertimento insieme, dico, e poi alla fine tipo sono qua del paese, quindi diamo una mano. Ci sono delle preparazioni da fare prima, ad esempio la ricotta, come si lavora? La ricotta si lavora con lo zucchero, poi se ci sono gli aromi si condisce col cioccolato, però si deve anche raffinare, quindi dopo che viene raffinata si può usare. E ovviamente riempite i cannoli sul momento perché la buccia deve restare croccante. Croccante, esatto. Così che piace. Esatto. E allora, buon lavoro e complimenti a tutti. Grazie. Conosciamo Marica perché fa parte dell'associazione, quindi ha contribuito all'organizzazione di questa giornata, è vero? Sì, sì, sia da prima con le varie locandine, ma anche un po' la pulizia e comunque l'organizzazione della Sagra. Ci sono tante cose a cui pensare, sia logistiche che prettamente organizzative. Sì, sì, ma anche aiutando con le idee, insomma, facendone parte in tutto e per tutto. Siete un bel gruppo di giovani e ovviamente fate questo perché avete a cuore Gesso e il vostro paese? Sì, infatti proprio quest'anno abbiamo anche ampliato, diciamo, quello che è lo staff dei giovani. E infatti per me è anche la prima volta per questa 10ª edizione. Questa è una buona notizia perché a volte ci lamentiamo che i giovani stanno un po' distanti da queste cose, invece c'è tanta voglia di partecipare per rendere migliore il paese e offrire anche qualcosa ai visitatori. Sì, infatti è molto importante la volontà, da ciò parte tutto, sia l'amore verso il proprio lavoro che comunque è anche molto importante. E oggi sei qui anche tu a riempire i cannoli, anche se questo appunto ovviamente immagino non sia il tuo lavoro. No, infatti non faccio questo lavoro, però sì, io intanto li sto riempiendo gusto gianduia. E insieme alla dolcezza dei cannoli anche un bicchierino di liquore tipicamente siciliano. Lo Zibibbo. Questo è una di quelle cose che non può mancare, è una costante tutti gli anni. Funziona questo abbinamento? Piace? Certo che piace, si vede, penso che si vede. Tu è il primo anno che prendi parte alla Sagra? Sì, sì, è il primo anno. Quindi
Uno di quei giovani che finalmente vuole stare con i piedi dentro per dare un proprio contributo. Sì, mi avrebbe fatto piacere anche gli anni passati, però diciamo che quest'anno ho potuto e l'ho voluto fortemente, diciamo, di partecipare. Beh, abbiamo sentito tutte, adesso tocca anche a te. Come ti chiami? Jessica. Jessica, questo è il gusto di tua pertinenza. Cosa stai riempendo? Pistacchio. Ok, il gusto pistacchio immagino che piace tanto, eh? Sì. Il tuo preferito invece qual è? È il classico, la ricordo. La tradizione la tradiamo, però che assaggiamo anche gli altri. Dai, ce n'è per tutti i gusti. Siamo solo all'inizio, ci sarà un bel lavoro, però sarà anche bello dare il proprio contributo. Sì, e poi è gratificante. Io sono 10 anni che lo faccio, quindi... Ah, 10 anni, beh, allora... le quinte, allora sei proprio convinta, vabbè, ci fa piacere. Buon divertimento e buon lavoro. Sotto le muraglie della roccaforte di Albrac. Dove vieni, Giovanni?
E oggi qui a Gesso per vedere da vicino questa rassegna popolare Ibissota. Sì, è la 10ª, io è la terza che mi faccio, questa è la 10ª edizione, come sempre l'amministrazione è presente, ma la cosa bella è vedere questa comunità viva, con persone che vengono da fuori, quindi che hanno l'opportunità, la possibilità di vedere questo meraviglioso paese, questa meravigliosa comunità e unirsi quindi alle tradizioni, perché ci saranno delle visite guidate anche all'interno della chiesa, quindi anche cultura, religione, tradizioni, tutto legato appunto a quello che è un momento di festa, e questa è una delle cose più belle che si possono condividere con il territorio, con le comunità, e credo che basta vederci attorno, credo che sia abbastanza riuscita. Un plauso va ai giovani di questo borgo perché da 10 anni lo fanno rivivere in piena estate. Con grande determinazione, con grande senso di appartenenza e con grande caparbietà portano avanti, e infatti siamo alla 10ª, questi progetti proprio per far sì che questi luoghi, questa comunità venga ovviamente più frequentata, venga vista da tutto il territorio come un punto di ritrovo non solo estivo ma anche momenti, ripeto, di tradizione, di cultura. Ci sono dei musei, sono dei borghi veramente importanti, abbiamo tanti bellissimi borghi, Gesso è una di questi. Un borgo che ha tante potenzialità per crescere anche a livello turistico. Certamente sì, abbiamo visto, io sono uno di quelli che sta acquistando dei prodotti locali, c'è il miele, abbiamo la sagra del cannolo, dico c'è tanto, veramente tanto, quelle piccole eccellenze che se fatte rete creano veramente la bontà e l'economia di un territorio, quindi questo lascia ben sperare che i giovani che restano qua infondono la loro professionalità, la loro determinazione anche in questo. 10ª edizione della rassegna popolare Ibissota, sagra del cannolo, abbiamo visto già tantissimi cannoli distribuiti, tra poco arriveranno anche i carretti siciliani. Sì, esatto, già la serata è iniziata, purtroppo il maltempo non ci ha accompagnati in questa 10ª edizione, però comunque speriamo che si mantenga, insomma, per la serata. Abbiamo però già iniziato molto bene sia con il salato che con il dolce, quindi speriamo che arrivi altra gente, insomma. Una rassegna che vuole celebrare la sicilianità. Sì, esatto, come ogni anno al massimo cerchiamo di rispettare le tradizioni siciliane con balli e canti folcloristici e appunto i carretti siciliani che stanno per arrivare. Una manifestazione portata avanti dai giovani di questo borgo, ecco, tu sei uno dei tanti. Sì, penso come tutti ci impegniamo ogni anno per portare in alto il nostro paese e comunque fino ad ora ci stiamo riuscendo, quindi speriamo che comunque di andare avanti e di migliorare sempre di più. I carretti siciliani, questa è la rassegna popolare Ibissota, sagra del cannolo e sfilate dei carretti siciliani.
Allora, lei il compito di condire questo bellissimo pane, come diciamo in Sicilia, ha una bella faccia. Una bella faccia, Che pane è? Pane di semola, di grano duro, con mortadella, questa qua è mortadella di Ragusa e formaggio di Ragusa, pepato. Caspita, quindi davvero ingredienti di prima qualità. E l'altro invece è pomodoro e sempre formaggio ragusano. Allora, due gusti per persone più esigenti. Vero? Il pane di semola poi ha una dolcezza particolare. Sì, è diverso dal pane di farina zero. Ne condiamo uno, dai, per le nostre telecamere. Facciamo quello con pomodoro? Sì. Eh sì. I nostri nonni il pomodoro non lo facevano mancare, no? Vero. È il classico panino cunzato. Ma lei lo fa a casa, al di là di queste occasioni? Certo che lo faccio. A volte ci dimentichiamo dei sapori più genuini, no? Pensiamo ad altre cose, invece basta poco. Un buon olio di oliva. Origano. Il profumo delle nostre campagne. Ovviamente una bella pagnotta è grande, no? Per una sola persona, quindi viene divisa. Per 4. Sta andando bene, è apprezzato? Sì. Lei è il primo anno che partecipa alla sagra? No. Questo è già il terzo. È di gesso? È oriundo. Diciamo che sono oriundo di gesso. E cosa le piace di questa sagra? Beh, la convivialità che c'è con le persone, questo sì. Poi è una cosa fatta proprio a livello del villaggio, non ci sono persone. È una dimensione intima. Non sono persone dal di fuori, perché sono tutte ragazze e ragazzi che stanno qua. Vediamo l'aiuto anche dei più giovani, no? Anche in questo stand, questo fa ben sperare, hanno tanta voglia di contribuire. Sì, vero. Bene, ci siamo, allora non resta che dividere e accontentare i tanti visitatori. Buon lavoro a lei, buona continuazione. Grazie. E qui tante belle signore che si danno un gran da fare. I vostri nomi? Maria. Giovanna. Il tuo? Elena. Il tuo nome? Domenico. Vabbè, ci sono tanti giovani davvero in questa edizione, è bello, no? Avere tanto aiuto, anche perché è necessario. Cerchiamo di metterli in prima mostra a loro, proprio per loro lo facciamo. Lasciamo spazio, è vero? Sono fondamentali, sì. Voi cosa fate di bello qui? Facciamo sale, allora primo sale con mortadella, il panino e poi panino pomodoro, primo sale, origano e olio di oliva. Ma con questo profumo come fate a resistere? Veramente abbiamo fame anche noi. Ecco, allora vi fermerete un attimino a gustare anche voi. Serviamo e poi ci serviamo. Serviamo gli ospiti e poi mangeremo anche noi. Stanno apprezzando? Sì, molto. D'altronde cosa c'è di meglio di gustare un pane cunzato, poi passare al dolce e nel frattempo godere anche degli spettacoli? Infatti, no, una bella sagra veramente. È bello vedere Gesso rivivere, così pieno di persone. Avere tutte queste persone che amano, venendo amano il paese, diciamo. C'è gente che viene per la prima volta, ma penso anche gente che viene da 10 anni che c'è la sagra. L'amore è anche quello che spinge voi a darvi tanto da fare. Noi siamo contenti ad ospitare tutte queste persone, anzi vogliamo che il paese viene abitato da altre persone. Allora invitiamoli a venire, a conoscere Gesso e che ne so, comprare casa qui. Comprare casa, sì, cerchiamo proprio questo. Cerchiamo di invogliare le persone, allora, di venire abbiamo delle buone motivazioni, perché venire a vivere a Gesso comunque nei piccoli borghi siciliani? Perché abbiamo un bel panorama dove si vedono le isole Eolie, soprattutto dei bei tramonti, e poi c'è anche la tranquillità. La mattina quando ci svegliamo sentiamo le rondini che ci svegliano, è una cosa bellissima. Non posso che darvi ragione e augurarvi anche una buona continuazione con la Sagra Ebisoda, giunta alla 10ª edizione, quindi un successo. Grazie tante a voi. Adesso ti do il mio, dai. Tieni? Mai prendono dalla lama il costello, mai dalla lama, che ti dai?
Non lo deve dare, è sua figlia. Sì, sua figlia ce l'ha. Mortadelle formate. Aspetta, uno mortadella. Dopo un anno e 9 mesi di vita uscita amici, non devo fare io, non mi imparare a fare donna. Ai ai ai, non sei che capitai, ci casai l'auge lo fido e non stai mai. Setti firme non pari, puntari e troppo forte, setti firme non private, tu private troppo dulci, setti firme e la luce tira d'acqua, setti firme e la vacca avete donna, setti firme e la donna avete visti, setti firme stati fittiste, li fittiste sul notare, setti firme non cannole, cannole e tirine, setti firme non guarire, dici la messa, dici la messa. Decima edizione un po' disturbata dalla pioggia, però notiamo che continuano a salire le persone. Sì, purtroppo sì, la pioggia ci ha un po' rovinato i piani, però la gente continua a venire, certo ovviamente non sono i numeri che ci aspettavamo all'inizio, però continuano comunque ad esserci persone e questo è sicuramente un segno di grande affetto per noi, ecco. Si continua quindi a gustare il cannolo e poi il pane cunzato? Assolutamente sì, il cannolo resta sempre il re della serata, purtroppo non è stato possibile realizzare la cassata per ovvi motivi meteorologici, però tutti gli altri stand sia del dolce che del salato sono ancora operativi e continuano a sfornare i loro prodotti. C'è tanto lavoro dietro a questa manifestazione, soprattutto ci sono tanti giovani che partecipano, ognuno cerca di dare il proprio contributo. Assolutamente, ci siamo noi un po' più veterani che aiutiamo da tanti anni ormai, però stiamo cominciando a coinvolgere sempre più giovani e siamo contenti appunto di vedere che anche loro partecipano a questi eventi con grande entusiasmo e quindi siamo sicuri che anche nelle prossime edizioni sarà ancora così. Ogni anno sempre la stessa data, 16 agosto, quindi appuntamento al prossimo anno sempre nella stessa giornata? Assolutamente sì, sperando con un tempo un po' più clemente, però sì, la data è sempre la stessa, ormai da 10 edizioni, sempre 16 agosto. Non resta altro che salutare quindi tutti gli amici che ci stanno seguendo e invitarli alla rassegna popolare Ibissota. Assolutamente, ci vediamo l'anno prossimo, sempre 16 agosto, sempre a Gess.